Saluto Fabrizio Collo, Presidente del Consiglio Provinciale. Sì, è venuto poco fa. Grazie. Ciao. Ma io vi ringrazio innanzitutto per l'invito che mi è stato rivolto anche a nome della cooperativa Villabas, che si occupa proprio della gestione dei beni culturali di Sardare e anche del territorio. Perché è importante questo convegno? È importante perché si parla di beni culturali, si parla di memoria storica, si parla di cultura materiale, si parla un po' di quello che poi è stata tutto un processo di valorizzazione, di tutela, ma quindi anche di promozione, di comunicazione di quella che è la storia di Sardare. È un percorso che inizia da tantissimi anni. Noi come cooperativa ne abbiamo fatto parte ormai da 25 anni e portiamo avanti un po' tutto questo discorso che è legato quindi anche alla gestione del museo, area archeologica, centro storico. Pensiamo poi anche di avere gestione anche del patrimonio legato anche al Castello di Monreale. Perché è importante parlare di Monreale? Lo è importante perché prima di tutto, oltre da un punto di vista archeologico, è importante secondo me vedere il Castello di Monreale nell'eccezione più ampia del concetto di paesaggio, perché oggi il paesaggio rappresenta l'archeologia, rappresenta i monumenti, rappresenta quello che poi sono le tracce del passaggio umano, diciamo, che poi ci ha lasciato anche le sue tracce. Castello di Monreale, che giustamente dagli scavi archeologici stanno riportando alla luce degli oggetti interessanti, delle strutture importanti, e questo lo dico perché penso che ormai anche il discorso legato a un futuro anche museografico del Museo di Sardara, penso che sia proprio interessato proprio dalla parte medievale. Penso che ormai il museo come era concepito è stato superato, c'è bisogno quindi di un restyling, come si direbbe, sia da un punto di vista strutturale ma anche da un punto di vista, diciamo, di esposizione di oggetti. Già quest'idea che noi abbiamo messo in campo tanti anni fa era stata confortata anche da un parere autorevole del professor Giovanni Lillio, ma la presenza oggi di chi lavora a Monreale, per di più anche di un'istituzione importantissima come la Sapienza di Roma, posso anche affermare che questo ci dà ancora più conforto per quello che può essere il futuro anche espositivo del museo. Quindi la parte nuragica, quindi legata un po' alle origini del territorio di Sardegna, del prenuragico, del culto dell'acqua, di quelle che sono le tracce anche di una fase dell'architettura, quindi del passaggio umano in quel periodo, ma poi la parte maggiore, più o meno uguale, spetta anche al medievale, quindi un museo ripensato dove al nuragico si è abbinato proprio la parte medievale. In questo caso, ripeto, tutto quello che si sta facendo per il Castello di Monreale è importantissimo. Lo è importante per la conservazione, perché oggi conservare un monumento significa anche comunicarlo in modo ottimale. Significa comunicare qualità, bisogna avere anche dei servizi di qualità, quindi in questo caso un monumento ben conservato può essere anche diciamo, proposto al visitatore anche come un prodotto di qualità, perché noi possiamo immaginare un sito dove non ci sono le strutture adeguate, dove non è leggibile, dove non c'è l'accessibilità non solo fisica ma anche culturale, sicuramente non è un prodotto che noi possiamo proporre al visitatore o al viaggiatore o al turista. Quindi anche da questo punto di vista sono importantissime tutte le cose che sono state messe in campo per la valorizzazione del Monreale. Lo è importante perché bisogna anche certificarlo attraverso processi di qualità.
Sardara lo ha già iniziato con i suoi monumenti, con il museo, con l'area archeologica, perché questo ci deve portare anche a quello che poi è anche un passaggio auspicato, che è quello di far parte anche, perché io ne sono convinto che ne facciamo già parte, così diciamo idealmente, di quelli che poi sono il concetto di patrimonio dell'umanità. Penso che il territorio di Sardara, ma non solo Sardara, ma tutto il territorio, che vada messo anche in campo questo discorso legato anche alla possibilità di avere la certificazione UNESCO come patrimonio dell'umanità. Prima ho accennato al nuovo discorso legato al paesaggio, perché giustamente il Castello di Monreale o il compendio del Monreale va visto in questo senso, legandolo alla nuova frontiera di sviluppo che è il termalismo, quindi un altro settore che sicuramente anche da traino, da veicolo per quello che poi è anche un nuovo sviluppo economico. Ma quello che poi conserva il compendio del Monreale dalla parte ambientale, dall'archeologia industriale, quindi tutto quello che poi sono è il cosiddetto passaggio dell'uomo e quello che ci ha lasciato. Come comunicare il monumento, come proporlo. Io condivido l'idea che è stata messa in campo anche di fare rette. Oggi è un termine che lo si utilizza tantissimo e anche un po' inflazionato, però bisogna fare rette, bisogna unirci anche lasciando aperti un po' i campanilismi. In questo caso penso che Sardara possa dire la sua proprio come elemento legato alla storia anche da un punto di vista della storia medievale, quindi entrare in sinergia con quello che era già stato previsto prima, che era San Luri, che era Oristano, ma Sardara penso che debba recitare un ruolo di primo piano. Ripeto, ben venga anche il proseguo dello scavo e della valorizzazione del castello, quindi con dei percorsi che permettono anche l'accesso, quindi la messa in sicurezza del mastio, perché in effetti noi gestendo il museo fungiamo un po' anche da ufficio turistico per quello che riguarda anche Sardara, abbiamo parecchie richieste per quello che poi sono anche le visite all'interno del Castello di Monreale. Quindi creare questo motivo ideale, questa vision diversa anche di concepire il Monreale, non solo come bene archeologico un po' fine a se stesso, però vederlo come una nuova frontiera di sviluppo economico, legata al nuovo discorso del paesaggio che racchiude un po' tutto quello che ho accennato anche prima, che è legato alla nostra storia, quindi al patrimonio culturale, perché io penso che creando proprio questa nuova idea innovativa, che è anche la partecipazione globale, quindi noi sardaresi, ma anche gli altri, dobbiamo sentirci un po' ambasciatori di quella che è la nostra storia, perché va tradotta anche in un risultato economico. Io vi ringrazio, ho anche terminato. Grazie Peppuccio, condivido quello che hai detto, vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che oltre alla conservazione del bene, in questo caso il castello, occorrerebbe fare anche un percorso di segnalazione dove si trova proprio il Castello di Monreale, perché attualmente le indicazioni si fermano solamente alla strada provinciale, anzi neanche quella, alla strada statale 131, ed è un'osservazione che anche ieri qualcuno ha fatto. Adesso ci apprestiamo ad arrivare all'ultima parte del convegno, quindi chiedo a qualcuno di far spazio agli altri due relatori. Diciamo, la Proloco nella sua politica di salvaguardia della lingua abbiamo voluto inserire un intervento relativo al sardo. Chiamo Ziriausu a Paolo Visu, consiglieri delle amministrazioni comunali, con delega a la promozione della lingua sarda.